Cosa aspetti? Va ora in onda Liberamente. Variazioni e scorribande con Giovanni Sallusti. Buongiorno a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora, quanti fegati spappolati, quanti contorcimenti logici, politici, giuridici, chiamiamoli col loro nome, quanti rosicamenti oggi a sinistra per la sentenza di ieri che ha assolto pienamente, perché il fatto non sussiste, Matteo Salvini in quel processo non processo che non avrebbe mai dovuto tenersi, come scrive giustamente oggi Mario Secchi su Libero, che è stato il processo Open Arms, e ha scatenato un campionario neanche di reazioni, no? di rigetti isterici. Laura Boldrini, ad esempio, la madrina dell'immigrazionismo come religione laica proprio, dice: rispettiamo le sentenze, sempre i giudici e il loro lavoro, ma la politica non si fa nelle aule di tribunale. Meraviglioso, adesso loro dicono che la politica non si fa nelle aule di tribunale, dopo aver trovato normale, anzi tifato perché un avversario politico rispondesse nelle aule di tribunale della sua linea politica, dei suoi atti politici, della sua, diciamo, ragione politica su un tema chiave come l'immigrazione. Adesso dice no, ma la politica non si fa nelle aule di tribunale. Non cambia quindi la condanna morale e politica sull'inaccettabile condotta del ministro Matteo Salvini. Ma la condanna morale è una questione soggettiva, esimia onorevole, riguarda le coscienze individuali. Lei in coscienza può condannare moralmente in toto Matteo Salvini, pensarne il peggio possibile, ma la condanna morale non si fa mai tema pubblico, oggettivo, statuale, altrimenti saremmo a Teheran. Capiamo che lei a volte si è messa il velo, quindi probabilmente apprezza certe culture, ma insomma noi preferiremmo evitare. Elly Schlein, poi la segretaria: la nostra critica alle scelte di Meloni e Salvini oggi come ieri è tutta politica. È tutta politica, loro non hanno mai mischiato politica e giustizia, è incredibile. Oggi si svegliano con proprio, come dire, teorici della separazione dei poteri. Tra l'altro Elly Schlein è la stessa che cappeggiò il raduno delle opposizioni in Liguria invocando diciamo gli arresti per Giovanni Toti, ma non ha mai nella sua carriera mischiato politica e giustizia. Però il massimo del rosicamento, il rosicamento elevato direi a modo suo ad arte giornalistica e letteraria, è l'editoriale di Massimo Giannini di oggi su Repubblica, intitolato La fine di un alibi politico. Cioè ha perso Salvini, pare di capire dal titolo, nel magico mondo dei repubblicones. E alcuni argomenti sono meravigliosi. Sul piano giuridico, i magistrati erano chiamati a stabilire non se l'atto amministrativo col quale fu negato l'approdo all'imbarcazione della ONG fosse lecito in sé, ma se configurasse il reato previsto dall'articolo 605 del codice penale, il sequestro di persona, appunto. I giudici palermitani, affermando che il fatto non sussiste, hanno stabilito soltanto che il diniego alla concessione del porto sicuro non ha privato quei poveri cristi della libertà personale, e questo è tutto. Ma non ha affatto assolto la sua gestione complessiva, strumentale, delinquenziale del fenomeno migratorio. È meraviglioso, cioè la sentenza dice solo che non era sequestro di persona, ma era comunque criminale. Cioè, l'atto, il comportamento, la linea politica in realtà di Salvini era criminale a priori.
cioè è proprio l'inversione, diciamo, della presunzione di innocenza. Salvini è colpevole a priori di un reato politico, poi non c'era in ballo il reato di sequestro di persona, ma questo è un dettaglio che non tange per Salvini, scusate, Giannini, non lo smuove dal dogma, per cui la gestione di Salvini è stata delinquenziale. Ma qui siamo ai limiti della diffamazione, voglio dire, sta appena parlando di una persona assolta perché il fatto non sussiste. Dopodiché dice: questo non è un lasciapassare postumo preventivo su tutte le forme di crudeltà normativa congegnate dalla destra cattivista. È fuori controllo anche da un punto di vista lessicale proprio Giannini oggi. D'altronde, insomma, c'è da capirlo perché ieri è andata in scena la debacle del manettarismo radical chic, che trova in Giannini un esponente di spicco. Da vice premier, ministro dei trasporti e capo politico assolto dai suoi reati, Salvini dovrà continuare a fare i conti con i suoi soliti peccati. Ma no, in che senso? Scusa, qui siamo oltre la condanna morale della Boldrini. Cioè, interessava capire se la politica dei porti chiusi costituisse reato, e ovviamente non lo costituiva, perché siamo nel pieno ambito dell'autonomia della politica, addirittura del rispetto del mandato elettorale. Avendo perso sul terreno dei reati, adesso loro signori vanno addirittura su un terreno teologico dei peccati. Cioè sì, questa sentenza lo assolve, ma non è che risolve i suoi peccati, dice Don Giannini a questo punto, Don Massimo, quelli ai quali non sa più trovare rimedio. Insomma, sono veramente in crisi di identità, in crisi concettuale, in crisi anche di dignità, perché certe tesi all'indomani della sconfitta del suddetto manettarismo giudiziario, certe tesi che dicono che comunque era criminale a priori, semplicemente non ha sequestrato, ma avrà commesso sicuramente altri crimini o che deve fare i conti con i suoi peccati, diciamo che si faceva più bella figura Don Massimo Giannini a non prendere la penna ieri sera e a non vergare queste castronerie. Grazie a tutti, a lunedì.